Buonasera, buonasera a tutti, ai tanti che si sono già collegati. Buonasera Enrico Letta, che ringrazio tantissimo della disponibilità. Ciao Enrico. Ciao Giacomo. Stiamo facendo in queste settimane una serie di dirette dedicate a tanti temi, ai più vari. Siamo partiti, Enrico, con una diretta particolare, nata un po' per caso, nel senso che ho due amici in provincia di Bergamo, uno fa il sindaco di uno dei comuni più colpiti e l'altro è un consigliere regionale della Val Seriana, e sentendoli al telefono raccontavano la situazione di quel territorio, e da lì è nata l'idea di provare a raccontarlo in modo più ampio al di fuori dei confini della provincia di Bergamo. Da lì, insomma, anche grazie alle tantissime reazioni, è nata l'idea di fare una serie di dirette che abbiamo chiamato Fuori dalla Finestra. È arrivato anche Agostino Bonomo. Mi sentite? Lo sentiamo bene, Bene, ottimo. ciao Agostino. Ci siamo. Ciao Enrico, ciao. Presidente di Confartigianato Veneto. Fuori dalla finestra, perché in questo momento siamo tutti confinati dentro alle mura di casa e la finestra diventa l'orizzonte. Quindi l'idea è di provare a riflettere nel momento in cui non si può farlo con una presenza fisica, con momenti come questo. Con Enrico e con Agostino Bonomo rifletteremo un po' su tutti i temi di attualità legati all'Italia e all'Europa, alla cosiddetta fase 2, al Consiglio europeo di giovedì. Sono tantissimi temi sul tavolo. Parto da Enrico Letta, appunto da questo argomento. Ne hai scritto e ne hai parlato tanto anche sui giornali e le TV stranieri in questi giorni sull'importanza del Consiglio europeo di giovedì. Di fatto è veramente un bivio per l'Italia, ma soprattutto per l'Europa e per l'Unione Europea. Dal tuo punto di vista, intanto, quali sono gli scenari, quali sono le posizioni in campo e che cosa deve chiedere l'Italia? Abbiamo assistito nei giorni scorsi ad un voto, diciamo, perlomeno un po' particolare, se non di più, da parte delle forze politiche italiane in Parlamento europeo sul MES, sugli Eurobond, che hanno mostrato ancora una volta come forse l'Italia non è in grado o non sa far squadra spesso a quei tavoli. Dal tuo punto di vista, che cosa succederà e che cosa auspichi che succeda ancora di più? Dunque, provo a sintetizzare. Questa crisi è una crisi senza precedenti. Non c'è mai stata una cosa simile e l'impatto sull'economia di questa crisi non è paragonabile a quello che è avvenuto nel periodo 2008-2012, che è l'unico altro parallelo che abbiamo. Sarà molto maggiore, sarà molto più pesante e la parte sanitaria in più è una cosa veramente mai vissuta fino adesso. Quindi questo vuol dire che la reazione nazionale ed europea non può seguire esclusivamente le vie già tracciate, perché è una sfida talmente nuova che non ci sono strumenti sufficienti e non ci sono vie già tracciate. C'era una cassetta degli attrezzi costruita durante la crisi precedente, va usata, ma va usata e va creata una nuova cassetta degli attrezzi legata alla particolarità di questa crisi. Che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che non si può andare solamente con gli strumenti finora esistenti. Non si può dire basta la BCE e poi il resto si fanno cose nazionali. Questa è la posizione degli olandesi, ma noi siamo contro questa posizione, dobbiamo essere contro questa posizione. Io sono abbastanza colpito quando sento italiani che la pensano come gli olandesi, cioè dicono basta, è sufficiente che la BCE faccia il suo lavoro, poi il resto sono tutte politiche nazionali. Perché la dimensione della crisi è talmente grande che le misure nazionali non basteranno. Quindi la mia tesi è, se questa premessa è vera, noi abbiamo bisogno di tutti gli strumenti possibili, tutti gli strumenti esistenti e strumenti nuovi da costruire. Mettersi a fare il cherry picking, cioè a scegliere questo sì e questo no, questo mi fa perdere voti quindi non lo voglio, quest'altro sì, è una cosa da irresponsabile. Io giudico totalmente irresponsabile il livello del dibattito politico in corso in Italia da una settimana a questa parte sugli strumenti da utilizzare, come se ci si potesse permettere di dire questo sì e questo no. Noi avremo bisogno di tutti gli strumenti, abbiamo bisogno di tutte le risorse. Perché? Perché la crisi toccherà, e tocca già oggi, tutti i diversi aspetti. C'è bisogno di stabilità finanziaria e quindi la BCE
al massimo deve intervenire come sta facendo. Questo lo dico tra parentesi, chi dice l'Europa non ci sta aiutando dice una falsità. L'Europa ogni giorno, da 2 settimane a questa parte, compra miliardi di debito in gran parte italiano, all'80% compra titoli italiani e un po' di spagnoli, portoghesi e altri, ma in gran parte italiano. Quindi l'Europa ci sta tenendo in piedi. Quindi da una parte questo. Secondo, c'è una crisi sociale pesantissima, ci sarà una crisi sociale pesantissima, quindi gli interventi sociali, questo piano SURE contro la disoccupazione è una prima risposta molto importante che a livello europeo si dà. La volta scorsa non ci fu nessuna risposta sul sociale. Secondo, c'è bisogno di intervenire per l'economia reale, quindi per dare e garantire liquidità alle imprese, e questo non è la BCE non c'entra nulla con questa parte qui. Questa è una parte che ha bisogno di strumenti vecchi, la Banca Europea degli Investimenti per esempio, e nuovi, questo Recovery Fund di cui si parleranno giovedì al vertice e che rappresenta l'altro grande pilastro dell'operazione. E poi quarto c'è la parte sanità di tutta la vicenda, perché rispetto a una crisi normale qui è stato colpito il sistema sanitario e l'ipotesi è che il famoso MES possa intervenire per sostenere le spese e la parte sanitaria, senza condizioni, possano usarli tutti quei soldi, però esclusivamente per questa parte sanitaria. Ora, questi sono 4 campi di intervento in cui dire questo lo prendo, questo non lo prendo, di questo non ho bisogno, è totalmente irresponsabile, nel senso che noi avremo bisogno di tutti e temo che nemmeno basteranno, perché temo che ci sia bisogno anche qualcosa di più, perché quando si parla di un meno 9% di PIL per quest'anno 2020, quando si parla di un debito che passa dal 135 al 160%, nell'ambito di quest'anno, stiamo parlando di un terremoto che non ha precedenti dal dopoguerra a oggi. Quindi c'è bisogno in questo senso di grande senso di responsabilità. Usare tutti gli strumenti, avendoli ben negoziati, smettendola con la propaganda domestica che non ha alcun significato, perché in questo momento bisogna concentrarsi sulle cose che servono per le imprese, per i lavoratori, per il sistema sanitario, per il paese. La battaglia più dura, e termino subito perché non voglio essere troppo lungo, la battaglia più dura è tra i 2 fronti che si stanno confrontando adesso in Europa. Si sono creati 2 fronti, uno attorno a noi, francesi e spagnoli. Questo fronte è il fronte che teorizza non soltanto che l'Unione è e deve essere basata sulla solidarietà, quindi qualcuno è colpito, gli altri devono aiutare, ma soprattutto la vera differenza di filosofia tra questo fronte e l'altro è sostanzialmente Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, la Germania è un po' nel mezzo. Il secondo fronte dice sostanzialmente l'Europa è lì per assicurare la stabilità finanziaria. Dopodiché le politiche per la crescita le fanno i singoli Stati membri, non le fa l'Europa. L'Europa con la sospensione del patto di stabilità consente agli Stati membri di intervenire, ognuno come vuole, ma ognuno fa come vuole. Allora, noi siamo e dobbiamo essere contro questa tesi per un motivo molto semplice, lo dico facendo una battuta per capirci così, quando la Merkel 3 settimane fa ha messo i primi ostacoli a questa storia dei bond, i primi che sono andati a protestare con lei sono stati i titolari, i rappresentanti dell'industria automobilistica tedesca, i quali le hanno detto: cara cancelliera, la Mercedes è il simbolo della Germania, ma 1/3 della Mercedes si fa in Italia, tra Lombardia, Veneto. E quindi il sistema è totalmente integrato, bisogna che ci siano risposte integrate. E qui sta la partita vera, come convincere tedeschi, olandesi, eccetera, a fare questo recovery fund che abbia al suo interno anche una parte di bond per il futuro, senza mutualizzazione del debito, che sarebbe scorretto e non giusto fare adesso, e che poi intervengano per immettere liquidità nel sistema, per dare liquidità alle imprese e farlo rapidamente. Questa è la posta in gioco,
Dentro questa posta in gioco sono esterrefatto dal comportamento della classe politica italiana, che passa il tempo a criticare l'Europa, salvo aver dato dimostrazione in questa fase di una irresponsabilità totale, sia per i tanti errori che sono stati fatti in Italia, in Lombardia, mettiamo tutto sulla gestione della vicenda. E quindi mettersi a criticare Bruxelles se hanno fatto 2 errori a Bruxelles va benissimo, li hanno fatti sicuramente, ma a casa nostra ne abbiamo fatti valanghe di errori, quindi stiamo anche attenti, c'è un senso del ridicolo poi. E poi l'altro tema, quello chiave, è quello a cui facevi riferimento tu, Giacomo, venerdì scorso. Insomma, santo cielo, siamo nel mezzo di una trattativa delicatissima in cui dobbiamo essere compatti e noi ci mettiamo. Venerdì scorso i partiti hanno votato ognuno per conto suo e alcuni partiti si sono divisi in 4 al loro interno, cioè è stato un caporetto. E aggiungo, per essere anche qui chiaro fino in fondo, gli altri guardano cosa succede da noi, guardano e si pongono degli interrogativi. Ieri è uscita in Germania l'intervistona del candidato più forte alla successione della Merkel, questo Merz, che ha fatto un'intervista in cui sostanzialmente ha detto: scusate, ma noi dobbiamo rompere il nostro patto costituzionale tedesco, metterci a inventarci robe per dare soldi agli italiani che non li vogliono, perché non vogliono i soldi del MES, perché in Italia... Perché non li vogliono, Enrico? La domanda è perché? No, perché c'è secondo me diciamo, il motivo è sostanzialmente uno. È stato fatto attorno al MES per cui in questi anni una grande campagna politica in cui il MES è stato giustamente accusato per come ha gestito sulla Grecia il fondo diciamo, l'operazione di ripartenza. Ma cosa c'entra la Grecia con questa vicenda? Parliamo di tutta un'altra storia. E soprattutto quello di cui si sta parlando oggi è il fatto che si possa utilizzare con delle regole, che sono delle regole appunto prive di condizionalità, funzionali all'obiettivo quello della sanità. Aggiungo un'altra cosa molto importante: noi parliamo dell'Europa e del MES come se noi fossimo Malta. Io alle volte ho l'impressione che parliamo di questo, no? Come se noi fossimo l'ultimo piccolo paese e sono i tedeschi e i francesi che dicono. Il MES funziona perché il MES non è un'istituzione comunitaria, è un trattato intergovernativo che fu creato in una notte del 12 che ha creato una nuova istituzione che è tutta intergovernativa. Detta in sintesi, l'Italia, che ha il 15% del MES, ha sostanzialmente il diritto di veto dentro il MES. Quindi noi siamo lì e decidiamo, non è che qualcuno può fare le cose contro di noi o senza di noi, qualunque cosa venga decisa su quel tema lì. Quindi sulla base di questo è stata costruita tutta una filosofia contro il MES. Il punto di fondo è che questa filosofia accomuna 3 forze politiche che insieme sono la maggioranza del Parlamento, perché se metti insieme 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia fai la maggioranza del Parlamento italiano, in una logica francamente non spiegabile, perché non mi spiego questa cosa qui, nel senso che, ripeto, ci può essere una critica sul modo col quale il MES è stato usato in Grecia, questo non c'entra nulla con le cose di cui stiamo parlando oggi. Quindi il tema di fondo è stop a vedere tutto in una logica di dibattito domestico da transatlantico. Il transatlantico è il cuore del Parlamento e dei gossip da transatlantico, e cerchiamo di stare dentro una logica più complessiva. Aggiungo anche, questo perché io sono sempre della logica della barzelletta del tipo che va in autostrada contro mano, no? E poi dopo si chiede, ma vanno tutti contro mano, ma guarda un po' che spazi. Questo dibattito sul MES, così come sta avvenendo in Italia, non c'è un altro paese che stia avvenendo così. In Spagna, oggi, la Spagna ha al governo Podemos, per capirci. Podemos ha fatto un documento nel quale parla del MES tranquillamente e dice tranquillamente il MES con quelle regole, con la cosa sanitaria si può tranquillamente utilizzare. In Italia siamo così, francamente lo trovo inspiegabile tutto ciò. Grazie Enrico. Agostino, tanto grazie anche a Agostino Bonomo della disponibilità, davvero.
Agostino, tra i tanti temi che ha toccato Enrico c'è quello ovviamente delle imprese e dell'impatto della crisi sulle imprese, ma soprattutto dell'impatto, si spera, positivo che devono avere le tantissime misure che da livello europeo a quello nazionale si stanno mettendo o si dovranno mettere in campo. Io volevo da te, che hai un osservatorio privilegiato, nel senso che sei presidente sia del Veneto che a Vicenza, un'indicazione sia di qual è stato l'impatto fino ad oggi, cioè di come sta andando dal territorio, e sia di che cosa vi aspettate sul tema della liquidità, sul tema della rapidità con cui queste misure devono arrivare. Bene, intanto grazie a voi per questa opportunità, perché credo che parlare di questi temi in questo momento è anche un'occasione per fare chiarezza rispetto anche ad immaginari collettivi che stanno girando un po' ovunque, voglio dire, tante cose sono delle fake news e invece noi abbiamo anche il compito, noi come Confartigianato, ma chiunque possa avere la capacità di fare chiarezza, di mettere bene in fila le cose, perché in mezzo a questa grande confusione credo che la chiarezza già è una base di partenza per risolvere i problemi. Bene, il Veneto sul 9% del PIL nazionale ha già un danno di 1 miliardo, voglio dire, quantificato, il che vuol dire cifra estremamente grande. Sono d'accordo con Enrico quando dice questi territori sono immersi al 100% in un'economia che non è solo italiana ma è europea. Quando ha riportato Enrico prima il dato riguardante l'automotive, dove 1/3 della componentistica viene fatta in questi territori, ha detto assolutamente la verità. Ed è per questo che stiamo spingendo affinché ci sia un'apertura di anche tutte quelle aziende artigiane che lavorano nella filiera dell'export all'interno del grande settore della manifattura e che sono immersi al 100% nelle filiere che hanno a che fare appunto con l'approvvigionamento di tutto quelle che sono le componentistiche dell'automotive, ma non solo le componentistiche intese come particolari, anche in quelle costruzioni che hanno a che fare con gli stampi piuttosto che con i macchinari e le macchine utensili che servono appunto all'interno della grande filiera dell'automotive da una parte, ma dal packaging dall'altra, per cui nella grande manifatturiera europea, nel grande settore del manifatturiero europeo. Quello che noi continuiamo a insistere, di cui abbiamo bisogno, è di fare presto, perché in questo momento noi non possiamo permetterci di superare le date che hanno a che fare con questa settimana, perché se non viene fatta un'iniezione di liquidità alle imprese, non ci sarà la possibilità di onorare i propri impegni alla fine di aprile, perché ci tengo a sottolineare che le aziende si sono svenate per onorare i propri debiti al 31 di marzo, per onorare i propri debiti con il personale che è rimasto in forza e che non è stato messo in cassa integrazione al 10 di aprile. Adesso la grande spada di Damocle è il 30 di aprile. Se si comincia a non pagare i fornitori perché non c'è liquidità, i miei fornitori non saranno in grado di pagare i loro e partirà un effetto domino rispetto al quale verrà meno quella che è la fluidità, no, dell'economia e del cash flow per ognuno di noi, imprese piccole, medie, grandi, monocomponenti, per tutti. Sarebbe un'ecatombe nei confronti delle imprese, indipendentemente da quella che sarà la data di riapertura, perché anche qui non c'è un prima e un dopo. Ormai abbiamo capito che c'è un durante, e il durante è che dovremo per un tempo lungo, nessuno sa dirci quanto, perché è inutile fare previsioni per quanto sarà questo tempo, in cui dovremmo cominciare a capire che dobbiamo convivere, voglio dire, con l'emergenza sanitaria, tanto quanto dobbiamo convivere con tutto il resto delle patologie. Come conviviamo con le patologie oncologiche piuttosto che cardiocircolatorie, piuttosto che con le patologie cerebrali, con le situazioni di infortunistica sul lavoro piuttosto che quelle stradali, dobbiamo convivere con questa patologia e non possiamo aspettare che passi l'emergenza sanitaria prima di riaprire quelle che sono le imprese.
Connessione. di connessione e di riuscire a fare economia su questi territori, altrimenti sarà un'ecatombe di imprese. Ricordo che il 95% delle imprese italiane sono sotto ai 10 addetti, per cui c'è un tessuto connettivale che è immerso anche a tutto tondo all'interno di filiere più importanti, come abbiamo detto prima, della manifattura, dell'export, del Made in Italy, che sono quelle filiere che hanno reso grande l'Italia, che hanno reso l'Italia come un paese che si difende sui mercati internazionali. Agostino, grazie. Enrico, prima facevi un ragionamento da sfiorato in realtà sul tema del debito, nel senso che qualche giorno fa parlavo con un amico professore di economia e dicevo che in tempi normali, se ci avessero detto che in un anno X il debito saliva di 20 punti, avremmo guardato chiunque, che bisognava farlo, avremmo guardato il soggetto con gli occhi spalancati dicendo che era matto, e invece in questo momento tutti dicono, tutti pensano che sia inevitabile il fatto di portare il debito pubblico molto più in alto di dove oggi. Mi viene lo spunto da un commento di Nicola, che scrive: tanta gente sui social si illude che si possa stampare moneta perché non si vuole confrontare con la conseguenza di dover chiedere altro debito, e poi fa una serie di considerazioni. Il tema del debito sarà cruciale, nel senso che è vero che lo dobbiamo fare, ma è anche vero che sarà un tema che poi ci porteremo dietro per molto tempo. Tu su questo hai detto delle cose molto chiare nei giorni scorsi, sia sul tema della mutualizzazione, sia sul tema della non mutualizzazione ovviamente, sia sul tema del fatto che è inevitabile, cioè che lo dobbiamo fare, che è assolutamente indiscutibile. Dal tuo punto di vista, uno, che impatto avranno queste scelte nei prossimi anni sulla vita del paese, perché questo è inevitabile. Due, come andrebbe gestita questa situazione? Ma sai, ho la libertà di poter dire totalmente quello che penso e quindi dirò cose anche sgradevoli, ma improvvisamente abbiamo scoperto che esiste il problema del debito. Il problema del debito sono 2 o 3 anni, 3-4 anni che in Italia è stato rimosso. L'abbiamo collettivamente rimosso. Non io, mi ritengo fuori da questa cosa perché ho sempre detto esattamente il contrario, cioè attenzione, perché c'era una famosa frase di Kennedy che diceva quando c'è il sole fuori, sali con la scala e ripari il tetto, perché se pensi di dover riparare il tetto quando c'è la tempesta sono guai. Allora, noi abbiamo un problema nel nostro tetto, il nostro problema è il debito, il più grosso debito europeo è un debito pesante, molto pesante, che non si riesce. Allora, negli ultimi anni noi abbiamo rimosso collettivamente il debito. C'è stata una tendenza culturale a dire il debito non è un problema nostro. Sono arrivate forze politiche nuove che hanno detto non mica l'abbiamo fatto noi il debito, l'hanno fatto quelli prima di noi, quindi non lo onoriamo noi. Questo è stato un meccanismo concettuale che è passato molto forte. E quindi sono state fatte delle cose che non potevamo permetterci, molto semplicemente. E le dico tutte. Sono stati fatti gli 80 euro, è stato fatto il reddito di cittadinanza ed è stato fatto a quota 100. Non c'erano i soldi per fare gli 80 euro, non c'erano i soldi per fare il reddito di cittadinanza e non c'erano i soldi per fare quota 100. Sono state tutte operazioni fatte scaricando sostanzialmente sul debito. La nostra credibilità oggi nella trattativa con tutti gli altri è molto più bassa perché quelli del nord ci dicono guardate che perché quando potevate non avete fatto nulla per tenere il debito sotto controllo, tanto che negli ultimi anni il debito è cresciuto, benché tutto sommato l'economia andasse bene, e oggi ci troviamo quindi improvvisamente arrivata la tempesta e il tetto non l'avevamo riparato e quindi ci piove dentro, il che vuol dire che siamo totalmente alla mercé delle decisioni altrui. La tesi di appunto Nicola, il messaggio di Nicola molto efficace, no? Tanto noi diciamo che stampa la moneta la Banca Centrale Europea e siamo a posto. Sono parole in libertà queste qui, nel senso che la tesi dei sovranisti di dire noi tanto possiamo anche uscire dall'Unione Europea, così anzi stampiamo moneta e ce la gestiamo per conto nostro, il problema di fondo è la credibilità con cui chiediamo ad altri di comprare il nostro debito. Questa è la questione chiave. Ora,
Questa vicenda è una vicenda che oggi funziona perché la BCE garantisce, quindi lo spread è ancora a livelli accettabili e ci stiamo rifinanziando sui mercati perché ci copre l'Europa, ci coprono Francia, Germania e tutti gli altri. Ma attenzione, perché nel momento nel quale se andasse a una rottura, non ci fosse accordo, noi facessimo i matti, noi Italia, e ci isolassimo di nuovo, come è capitato un anno e mezzo fa, io non so come andrebbe a finire, perché noi dipendiamo dal fatto che altri acquistano il nostro debito e lo fanno credendo che le garanzie che tedeschi, francesi e il resto d'Europa oggi mette siano sufficienti. Però io sono tra quelli, non voglio fare il grillo parlante, che dice però attenzione, perché questa vicenda è più grave di quella del 2008-2012. Nel 2008-2012 noi andammo sostanzialmente gambe all'aria e poi dopo un disastro sociale, economico, Agostino, quante imprese chiusero allora? Un'ecatombe. Quanta gente ha perso il lavoro allora? Quanta gente... Poi ci fu finalmente Mario Draghi, Whatever It Takes, nel 2012, la nascita dell'ISM, tutto il resto, e cominciò la china discendente della crisi. Ma noi rischiamo di essere in questa vicenda se sbagliamo, se ci isoliamo, se prendiamo la via sbagliata, di essere l'anello debole di una situazione che si incancrenisce, proprio per via di quello che dicevi tu, Giacomo, nel senso che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere un tempo in cui in un anno passi dal 135 al 160% del debito, e stiamo parlando di cose incredibili. A questo aggiungo una questione che riguarda noi ma riguarda tutti, e noi dovremmo, però qui c'è un problema di credibilità, abbiamo la credibilità noi italiani di porre la questione che adesso sto per porre, dovremmo riuscire a convincere tutti in Europa a mettersi attorno a un tavolo e a dire il debito cresce per tutti, per noi italiani passa dal 135 al 160, per i francesi passerà dal 100 al 120, ma anche per i tedeschi passerà dal 50 al 70, quindi è una crescita pesante per tutti. Bisogna trovare un modo di sterilizzare l'effetto di questa crescita su alcune modalità che altrimenti ci strozzeranno. Mi spiego. Esistono delle regole automatiche delle agenzie di rating per le quali un certo aumento del debito porta un automatismo di downgrade da parte dell'agenzia di rating che fa sì che poi dopo automaticamente i mercati seguono e ti affossano. E se non siamo in grado di porre a livello europeo questa questione, di dire proviamo a far sì che la crescita di debito che si crea in questa crisi troviamo il modo di metterla in un veicolo finanziario diverso dai debiti nazionali. Sto dicendo una cosa che è rivoluzionaria, mi rendo conto di tutta la pesantezza di quello che dico, ma se riuscissimo a fare questo gli effetti sarebbero molto minori, perché se non lo facciamo, fra 2 mesi Standard & Poor's, Fitch, Moody's downgraderanno il debito italiano in automatico, perché già fra 2 mesi saremo al 145%, per dire, e cioè saremo totalmente fuori da qualunque parametro considerato. E se arriva il downgrade, a quel punto molti vendono e diventa un'operazione molto più complicata e molto più complessa da tanti punti di vista. Ecco, tutto questo per dire che la questione debito è ritornata una questione centrale, come noi tra di noi ci eravamo illusi che non lo fosse più, e credo quindi che anche i ragionamenti su come stare con gli altri europei a trovare soluzioni su queste cose siano fondamentali, quindi tutto il ragionamento sul fatto di con chi stiamo, chi sono i nostri alleati. I nostri alleati sono i paesi europei con i quali dobbiamo trovare soluzioni e dobbiamo essere credibili, sufficientemente credibili da trovare insieme le soluzioni giuste per superare questo passaggio molto complesso, come anche Agostino ha molto ben disegnato prima. Enrico, scusa, poi passiamo ad Agostino, ma c'è una domanda che c'entra molto con quello che stavi dicendo adesso, per cui volevo agganciarmi. Sergio dice: pare che il MES sia l'ultima opzione realistica in campo, ma al tempo stesso il governo non può ammettere una valutazione politica per l'opinione pubblica che lo vede di cattivo occhio.
a Enrico Letta: è il tempo di prendere il toro per le corna e fregarsene un po' della, un po' stupida in questo caso, opinione pubblica, oppure continuare sulla strada degli Eurobond senza grandi speranze di successo? Questo è un tema importante perché in questi ultimi giorni, e c'entra con il tuo primo intervento in realtà, si è costruito un dibattito pubblico sostanzialmente, come se le due cose fossero alternative. In realtà non necessariamente lo sono, cioè il punto è che sul MES c'è una parte importante anche del governo, oltre che dell'opposizione, che insomma diciamo che dire che ha dei dubbi è eufemistico, e invece c'è una parte dell'opposizione, in questo caso penso a Salvini, che dice l'Europa non ci aiuta, e poi in Europarlamento vota contro gli strumenti che invece potrebbero essere d'aiuto al nostro paese. Quindi un dibattito ancora schizofrenico. Ma sono alternative le due scelte secondo te? No. Guarda, ovviamente no, ma per un motivo molto semplice. Il MES in questa vicenda interviene in una parte piccola, cioè tutto il dibattito che stiamo facendo in Italia attorno al MES è un dibattito totalmente sproporzionato rispetto al ruolo che il MES avrà. Per il MES stiamo parlando di 36 miliardi di euro destinati alla sanità, non di più di questi. 36 miliardi di euro, per come io vedo le cose, sono forse poco più di un decimo del totale di soldi di cui ha bisogno l'Italia in questo anno, che è un totale che supera ampiamente i 200 miliardi di euro. Cioè noi abbiamo bisogno di interventi rispetto ai quali la cifra sulla quale ci si sta accapigliando è una piccola parte, non voglio dire marginale, ma sicuramente non è il cuore della questione. Il cuore della questione sono le altre partite che citavo prima, essenzialmente il Recovery Fund, che siccome va costruito, è tutto lì la partita che va giocata, perché va costruito e va finanziato con quantità molto significative. Ed è questo il motivo per il quale considero il dibattito nazionale un dibattito irresponsabile, perché per motivi semplicemente per i quali ognuno ha raccontato alla sua base una storia che non era vera, cioè il MES è il totem di tutto, è il vampiro di tutte le cose. Stiamo parlando oggi di una crisi senza precedenti in cui bisogna dire la verità. La verità è che appunto noi abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di MES, abbiamo bisogno di BEI, quindi Banca Europea degli Investimenti, abbiamo di BCE, abbiamo bisogno di strumenti nazionali, abbiamo bisogno del fondo SURE per la disoccupazione, abbiamo bisogno del Recovery Fund finanziato sia da bond sia dall'MFF, cioè dal bilancio comunitario che deve essere negoziato in questa fase per i prossimi 7 anni. Noi abbiamo bisogno di tutte queste cose qua. Quindi è semplicemente ridicolo il dibattito in corso se MES o Eurobond. È un dibattito che prende in giro l'intelligenza degli italiani. Parla agli italiani come se stessimo parlando a un gruppo di bambini di quarta elementare alla quale bisogna raccontargli che poi ci sarà la merenda e c'è la Nutella per tutti. E io trovo francamente, e lo dico da cittadino italiano, essendo io oggi cittadino italiano non avendo alcuna responsabilità di nessun tipo, mi sento preso in giro e mi sento umiliato da questo dibattito, perché è un dibattito che non racconta la verità. La verità è l'altra, cioè che ci sarà bisogno di tutti e 6 gli strumenti, compreso il MES, che però non è il cuore di tutto, è una piccola parte e, ripeto, non ha niente a che vedere con le storie che vengono raccontate rispetto alla Grecia e al passato. Agostino, rispetto anche a quello che dice Enrico, l'impatto sulle settimane, sui mesi e potenzialmente insomma, sugli anni che ci aspettano, oggi il dibattito sta andando molto su questa fase 2, insomma sulla fase della ripartenza, su cui tutte le categorie economiche stanno spingendo moltissimo in questo momento. Ecco, al di là del tema della liquidità che hai detto prima, e che evidentemente è un tema di urgenza assoluta, perché non si può pensare che arrivi fra un mese, 2 mesi, 3 settimane, serve oggi. Dal tuo punto di vista, quali sono le misure che sono urgenti? Cioè, fai finta di fare il ministro dello sviluppo economico, il presidente del Consiglio. Per le imprese, che cosa serve oggi? Beh, al di là di quella che è la liquidità, è fare molta chiarezza, perché adesso c'è una confusione estrema, voglio dire, perché ognuno poi tira l'acqua al suo mulino, perché il sistema bancario sta dicendo
in questo momento va bene il decreto Cura Italia, però non c'è nessuna indicazione all'interno del Cura Italia rispetto a quelle che sono le normative di legge rispetto alle quali noi dovremmo andare in deroga, no? Perché per il concedere nuova finanza alle imprese ci sono tutte normative che vanno a misurare quella che è la capacità restitutiva delle imprese, e rispetto al Cura Italia, dove mi dicono c'è la garanzia al 100%, tu non devi fare nessun tipo di istruttoria da una parte, dall'altra c'è la normativa vigente rispetto al quale, ripeto, non c'è stata nessuna deroga, dove io anche con la garanzia al 100% devo comunque andare a valutare l'impresa. Bene, qui sono tutte discussioni che mettono in piedi delle situazioni di lana caprina, rispetto alla quale, se andiamo a disquisire anche a livello accademico su questi temi, non ne usciremo. E qui, ripeto quello che ho detto prima, dobbiamo fare presto, prima della fine del mese, altrimenti sarà un'ecatombe. L'altra cosa è uscire in fretta dalla logica di codice Ateco, che se andavano bene all'inizio, perché nel momento in cui c'è una situazione inedita, devi comunque trovare un sistema per mettere in campo quella che era la prima emergenza, che era l'emergenza sanitaria, rispetto alla quale come associazioni di categoria e come sindacati datoriali non abbiamo mai posto, voglio dire, nessun tipo di indicazione contraria, ossia abbiamo tutti detto fin dall'inizio la prima cosa è la salute, è la vita, la seconda cosa poi sono le esigenze delle imprese inizialmente. Adesso abbiamo capito che se si tergiversa e non si va verso la logica di cui parlavo prima, ossia che dobbiamo convivere con il coronavirus, non ne usciamo, e Enrico prima ha ben messo in campo tutte le problematiche e anche alcune vie d'uscita. L'altra cosa ha a che fare appunto col superamento di codice Ateco per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dobbiamo superare quelli che sono i vincoli di codice Ateco e decidere in maniera molto veloce rispetto a quelli che sono anche gli accordi interconfederali nazionali, che si deve andare a esaminare l'impresa in base alle imprese sicure e alle imprese non sicure. Rispetto alla sicurezza, peraltro, rispetto al coronavirus, le imprese sono tutte quante pronte, non c'è un problema né di dimensione né di organizzazione interna, perché la sicurezza sui luoghi di lavoro è una cultura che era già all'interno dell'imprenditore, per cui nel modo di fare impresa di ogni singolo imprenditore, e dover adeguare le proprie imprese rispetto a quella che è la sicurezza rispetto a Covid-19, è un qualcosa che è di facile soluzione, perché abbiamo capito che ci dobbiamo adeguare di DPI adeguati, lo faremo, l'importante è che siano messi a disposizione, poi che ci siano questi sul mercato, ossia faccio riferimento a guanti piuttosto che a mascherine, piuttosto che a altri tipi di DPI che hanno a che fare con le sanificazioni di locali, fare in maniera anche da un punto di vista delle normative di legge che non ci siano speculazioni su questi DPI. Voglio dire, le mascherine sono passate da 17 centesimi a 2,50 euro, quelle basilari, quelli che hanno l'unico compito che è quello di fare da barriera all'uscita di saliva, per cui sono soltanto dei DPI e delle mascherine che devono assolvere questo compito, per cui sono quelle normali, quelle che usano anche le massaie adesso che vanno a fare la spesa. Bene, allora noi dobbiamo mettere nelle condizioni le imprese di avere delle normative chiare rispetto a quelli che sono gli adempimenti all'interno delle imprese, e avere poi quella liquidità sufficiente per poter ripartire e rimettere in moto il paese, perché altrimenti non ne usciamo più. Enrico, a parte nei tantissimi commenti di Enrico torna, finalmente parola di buonsenso, Enrico torna, sei in Italia, giusto? Adesso che sei a Roma. Sono a Roma. Almeno in Italia sei sono tornato. A parte questo, tante domande in vari modi affrontano un tema che secondo me è rilevante, perché al di là della retorica, che cosa ci resterà di questo tempo dell'emergenza, è fondamentale, nel senso che a me non è mai, devo dire, piaciuto neanche all'inizio l'andrà tutto bene, l'hashtag, perché sono dell'idea che se andrà tutto, a parte che non è andato tutto bene, perché abbiamo perso per strada, sono morte tantissime
persone, quindi diciamo già così non è andato tutto bene, ma il bilancio comunque lo facciamo alla fine anche in base a cosa ci porteremo con noi da questo tempo e da questa esperienza. Tu su questo hai fatto, secondo me, una riflessione importantissima che volevo che stasera ritornasse fuori, sul fatto che non è vero quello che si diceva, si è detto all'inizio che la crisi e l'emergenza sanitaria stava mettendo tutti sullo stesso livello, invece è il contrario. Pensiamo agli elementi digitali e a quanto sia difficile, per esempio, con una famiglia che ha 3 figli, il fatto di garantire ai figli la possibilità di avere l'accesso alle istruzioni in queste settimane in cui magari i genitori hanno il computer, se ce l'hanno, per lavorare in smart working, ma è difficile che abbiano 5 device in famiglia disponibili. E questo vale per tantissimi altri aspetti, vale anche per il modello economico, nel senso che per un bel po' di tempo probabilmente sul piano dei viaggi, della lunghezza delle catene del valore, sul piano degli spostamenti per lavoro, della tipologia proprio di economia avremo un impatto fortissimo. E questo è un primo aspetto su cui ti volevo chiedere una riflessione. Ce n'è un secondo che emerge anche questo in tante richieste, in tante domande e che ha colpito anche me, ed è storicamente italiano, ma in questa vicenda si è visto troppo, devo dire, ed è il fatto che neanche di fronte alle grandi emergenze la politica è in grado di compattarsi, di lavorare insieme. Lasciamo un attimo stare il fronte europeo e i voti disordinati in Parlamento, ma anche sul piano dei livelli istituzionali, cioè una situazione come questa in cui in gran parte del tempo assistiamo a regioni che si scagliano contro il governo, sindaci che si arrabbiano con i presidenti della regione. È stato uno spettacolo preoccupante e qui sì, almeno ad oggi, io non vedo un miglioramento. Poteva essere un momento in cui su questo fronte finalmente si faceva un lavoro d'assieme, non è stato così. Guarda, mi sento di dire una frase pesante che non avrei mai immaginato di dire in vita mia per il tipo di formazione che ho sempre avuto, ma penso che sia vera. Cioè in questo frangente la classe politica, la rappresentanza politica si è dimostrata vari gradini inferiore alla qualità del paese, alla qualità di cui ha dato dimostrazione la gente. E non soltanto per questa incapacità di fare sistema, di avere una capacità di essere un po' uniti, di questa capacità di unirsi anche tra regioni e governo centrale, abbiamo sentito di tutti i colori in quella dinamica, ma anche per quanto riguarda la capacità di... insomma, io sono stato veramente molto colpito, positivamente, da cosa gli italiani hanno fatto in questi 2 mesi, dalla reazione, dall'essere ligi alle regole, dall'aver rispettato fino in fondo la filosofia che stava dietro quelle regole. È stato uno sforzo paese impressionante, l'abbiamo fatto noi per primi, abbiamo dato la linea al resto d'Europa, è stato straordinario e gli italiani hanno dimostrato straordinarietà. Quindi io credo che l'Italia deve ripartire da questo, che è la vera cosa che è andata bene. È andata bene questo, che era l'ultima cosa che ci aspettavamo che andasse bene, perché ci immaginavamo invece il caos, la confusione, l'incapacità di rispettare le regole, cosa che invece non è stato esattamente l'opposto. E non è andato bene il resto, perché l'ecatombe che purtroppo in Lombardia c'è stata è un'ecatombe che doveva essere evitata e ci sono delle responsabilità evidenti. Non è andata bene e c'è poco da abbracciarci e gioire quando tutto questo sarà finito rispetto al disastro che è stato quella vicenda lì. Allo stesso tempo il virus non è la livella di Totò, come qualcuno aveva detto, perché il virus acuisce le differenze in tutte le classi sociali, acuisce le differenze geografiche, acuisce le differenze tra gli imprenditori, affluisce le differenze tra chi ha liquidità e chi non ha liquidità, acuisce le differenze tra chi ha avuto, acuisce le differenze delle famiglie, le case, le abitazioni, quanto conta oggi una cosa di questo genere. Il tema dell'insegnamento e del digitale, sappiamo tutti benissimo che il digitale è una fantastica opportunità, ma è soprattutto un'opportunità per chi è già avvantaggiato. Coglie ulteriori opportunità. Chi vive il disagio
viene lasciato per strada da un insegnamento tutto digitale, perché il disagio ha bisogno del contatto fisico, ha bisogno dell'accompagnamento che solamente la classe, il rapporto in presenza può consentire e può dare. Quindi tutte queste cose messe insieme ci dicono che dobbiamo trascinarci nel dopo crisi tanti insegnamenti, ci sarà una fase di transizione lunga che dobbiamo imparare a rispettare. Vorrei che ci trascinassimo il rispetto delle regole che abbiamo vissuto in questi 2 mesi, il senso dello Stato, il senso dell'altro, la solidarietà, il rispetto delle regole, il senso di comunità che i cittadini hanno dimostrato. Questo vorrei che lo trascinassimo dietro. Vorrei che ci rendessimo conto che quella vicenda del digitale, oltre all'impatto sull'insegnamento, avrà un impatto sul sociale molto forte e sul lavoro, perché tutta l'accelerazione di digitalizzazione farà sì che in molti, quando si ripartirà, faranno 2 conti e diranno: oh, ma posso fare le stesse cose con meno dipendenti, perché il digitale mi porta lì. E se tiri le conseguenze fino in fondo di questo, fai un buco pazzesco. Quindi c'è bisogno preventivamente di politiche anche pubbliche e di una sana concertazione con il mondo della rappresentanza, e Agostino qui lo rappresenta bene, per trovare modalità con le quali investire, per esempio, su una formazione continua che ridia la possibilità a coloro che perderanno il loro posto di lavoro di avere degli strumenti per rimettersi in gioco. Questa è una delle cose fondamentali a cui va pensato da subito. E sono tante le cose. Io credo che la nostra società è una società che vive e passa attraverso questa esperienza e sarà cambiata radicalmente da questa esperienza. Mi sento di dire, mi piacerebbe che in questo 2020, quando finirà, che sia il 2020 o che sia nel 2021, nelle nostre teste il ragionamento non sia torniamo al 2019, cioè torniamo a quando. Io la dico provocatoriamente, vorrei che tornassimo al 1948, cioè vorrei che tornassimo nelle teste, nei cuori, allo spirito del dopoguerra, del miracolo economico e di quello che ha consentito quella straordinaria storia che dalla Costituzione in poi ha fatto grande l'Italia. Questo secondo me è quello che dobbiamo metterci nella testa, c'è bisogno di una politica che sia in grado di farlo, c'è bisogno di una politica che sia in grado anche di valorizzare finalmente, di riprendere il filo della concertazione con le parti sociali, c'è bisogno di parti sociali che siano responsabili, siano in grado quindi di gestire la loro responsabilità completamente. Questa è la sfida che abbiamo davanti nei prossimi giorni, mesi, settimane, e mi ha fatto molto piacere, Giacomo, questo invito, perché sai che con Vicenza ho un rapporto particolare, che negli anni della mia vita politica si è creata una sintonia molto particolare con tutti voi, con questa città straordinaria, con questo straordinario distretto industriale che rappresenta uno dei 5 più performanti nell'export italiano ed europeo, e per me continuare questo dialogo anche in futuro sarà una cosa sicuramente interessante, e sono assolutamente disponibile a farlo. Grazie mille. Agostino, per chiudere, sempre sullo stesso tema di fatto, nel senso che come cambierà il modello economico, l'economia di un territorio, lo diceva molto bene Enrico adesso, particolare come quello di Trentino, che di export vive, voglio dire, e quindi come te l'aspetti, come vorresti che fosse, ecco, per chiudere il ragionamento? Beh, intanto Enrico è la terza provincia, Vicenza, come esportazione dopo Milano, dopo Torino, dopo Milano, per cui non abbiamo la Fiat qui, per cui già voglio dire, partiamo con degli handicap che però ci pongono proprio nell'essere la terza provincia esportatrice d'Italia. Beh, io credo che tutte le lacune che avevamo prima, quelle infrastrutturali, vanno colmate in maniera assolutamente importante. Noi, se ben ricordi, 2 anni fa abbiamo fatto una manifestazione fra le poche volte, no, che gli imprenditori andavano in piazza. Abbiamo fatto una manifestazione a Milano perché volevamo quelle infrastrutture che non erano solo le infrastrutture viarie, per cui non era solo un problema di Pedemontana,
ma dicevamo che avevamo un divario digitale importante perché non avevamo ovunque la banda larga, la banda ultralarga, ma in qualche territorio neanche la DSL. Questa è una cosa che non ci possiamo più permettere, per cui dobbiamo metterci al pari dei nostri competitor da una parte, ma anche dei nostri partner e avere una infrastrutturazione digitale che ci dia la possibilità di essere connessi con il mondo, proprio perché se viviamo al 50% di export, questi territori si devono sistemare in maniera molto, molto veloce. Ma detto questo, ormai credo sia nella cultura di ognuno di noi che non ci sarà la possibilità di ritornare a una normalità, se possiamo prendere come normalità la fine del 2019, ma che ci sarà una nuova normalità, perché la nuova normalità avrà a che fare con il fatto che cambieranno anche i sistemi di consumo delle nostre popolazioni, dei nostri territori, perché in questo periodo tutti quanti hanno avuto modo magari di capire che l'e-commerce è un modo normale, sta diventando normale quello di approvvigionarsi di merci piuttosto che di qualsiasi cosa di cui ogni famiglia ha bisogno, ma questo è uno degli esempi. La possibilità di fare formazione a distanza, la possibilità di non muoverci più, no? per fare questo tipo di attività, quella che stiamo facendo adesso. Tu che fai parte dell'advisory board di Confartigianato, vi trovavate una volta al mese a Milano, spostandovi tutti a Milano, ma visto che è un consesso di persone che ben si conoscono e hanno ben chiaro anche il linguaggio del corpo quando qualcuno si esprime, perché già si frequentano da tempo, non c'è bisogno di avere una riunione in plenaria, no? Per cui ci sarà una trasformazione tale che cambierà il modo di fare qualsiasi tipo di consumi e ergo cambierà il modo anche di dover produrre quello che poi alla fine diventa consumo e dovremmo capirlo in fretta e credo che questa società che abbiamo, quella che io poi rappresento, che è quella degli imprenditori, quella di chi produce bene e beni e servizi, si adeguerà in fretta. Questo lo devo dire perché voglio dire, noi siamo passati anche negli ultimi decenni, ma soprattutto negli ultimi 5-6 anni, soprattutto in questi territori, nel riuscire a capire che ci si deve muovere abbastanza in fretta. Avevamo aperto un mercato con il Nord Africa, è arrivata la primavera araba e ci siamo spostati, siamo andati in Russia perché la Russia era diventata un mercato di riferimento. La Russia ha avuto tutti i suoi problemi con gli embarghi e siamo ritornati in Cina dove eravamo già prima. La Cina ha avuto i suoi problemi, siamo andati in America perché l'America ha avuto la possibilità di ritornare come potere d'acquisto si era affrancato il dollaro sull'euro, era diventato di nuovo un mercato che per noi poteva avere delle opportunità. Ecco, allora qui noi abbiamo una classe imprenditoriale che è assolutamente versatile, che è flessibile, che è in grado di mettersi in gioco ogni giorno e di trasformarsi. Ecco, non dobbiamo deprimere all'interno di questo paese quei 6 milioni di partite IVA che hanno fatto dell'Italia un paese che sa competere sui mercati nazionali e internazionali e dare tutto l'aiuto, perché se non si parte da questo, da chi crea PIL e crea denaro che gira tutti i giorni, che crea quel cash flow che ci dà la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di difficoltà. Bene, io credo che il divario digitale deve essere affrontato in maniera importante subito e essere così bravi da capire quelli che saranno i cambiamenti che sicuramente ci saranno, per cui la nuova normalità deve essere individuata fin da subito e deve essere ben chiare anche da parte di chi ci governa che dobbiamo spazzare via tutte quelle incrostazioni burocratiche che in questi ultimi anni hanno bloccato il paese. Vi ricordo che ci sono 83 miliardi pubblici già stanziati e che sono lì fermi solo per incrostazioni burocratiche che potrebbero essere l'infa vitale e l'inizio di una ripartenza se venissero messi in campo fin da subito, voglio dire, dalle prossime settimane. Io non vedo però finora una grande volontà da parte della burocrazia di far venir meno tutte quelle lacci e lacciuoli che hanno tenuto l'Italia col freno a mano tirato e rispetto ai quali già non ci potevamo permettere fino al
15 di gennaio di quest'anno, quando è partita l'emergenza sanitaria. Capirai adesso che siamo nel bel mezzo di una trasformazione così importante e rispetto alla quale poi non abbiamo neanche un perimetro temporale, sapendo fin d'ora quando finirà, ma che dobbiamo mettere in campo veramente anche tutte quelle che sono quelle prerogative e quelle qualità che ben ha prima Enrico descritto su un popolo italiano che quando si deve mettere in gioco tira fuori quello che è il meglio di se stesso, per cui dobbiamo far sì che la classe dirigente, compresa quella politica, oltre che quella imprenditoriale, e quando parlo di impresa parlo di un'impresa a tutto tondo, non soltanto la parte datoriale, ma anche le maestranze e i lavoratori, questi hanno dimostrato di essere in grado di tenere in piedi l'Italia. Diamo la possibilità a questa parte buona del paese di fare la sua parte, perché è pronta per poterlo fare. Allora, io ringrazio tantissimo Enrico Letta e Agostino Bonomo. Enrico è stato, io diciamo che mi definisco indegno allievo di Enrico, nel senso che ai tempi, quando una decina d'anni fa ormai, ci insegnava sempre che bisognava tenere insieme le questioni alte, i temi alti, con il territorio, con la capacità di tenere i piedi per terra. Devo dire che l'idea di mettere insieme stasera Agostino e Enrico nasce anche da questo, cioè dal fatto che in queste settimane le pagine dei giornali sono piene spessissimo di temi legati a MES, Eurobond, grandi questioni europee, e tante volte facciamo grandissima fatica a collegarle alla vita reale. E per me stasera l'obiettivo era riuscire a mettervi insieme in un dibattito come questo per far capire con Enrico, che è un esperto assoluto di questi argomenti, e con Agostino, che ha un polso di uno dei territori più vitali del paese sul fronte economico delle imprese, come i due temi siano strettamente legati e come davvero o c'è una fortissima alleanza, diciamo, tra ciò che sta sopra l'Unione Europea, il governo, lo Stato e il territorio, oppure uscire, diciamo così, bene da questa vicenda, uscire meglio più che bene da questa storia sarà estremamente difficile. Per cui io, ecco, vi ringrazio del tempo, vi ringrazio delle parole e buona serata a tutti e due. Grazie. Ciao Grazie a Agostino. te Giacomo, ciao Enrico, ciao, ciao, a presto. alla prossima. Ciao, a presto.